Nel giorno della ripresa delle scuole superiori esplode il bubbone dei banchi a rotelle. Le sedute mobili nel Veneto non sono state apprezzate, al punto che sono finite nei magazzini e oggi gli studenti veneti sono tornati ai loro vecchi banchi di scuola. La conferma arriva da alcuni presidi che hanno chiesto ai comuni spazi per immagazzinare le nuove forniture. I 9.000 banchi inviati dal Ministero non sono stati apprezzati perché studenti e insegnanti lamentano sedute scomode, al punto da provocare dolori alla schiena, e il piano d'appoggio di 28 cm x 50 è troppo piccolo. Il comune di Vo, apripista delle misure anti-Covid, è diventato anche apripista nel rigettare quella che il commissario Domenico Arcuri e la ministra all'istruzione Lucia Azzolina hanno considerato una delle priorità per far ripartire la scuola e il paese, ossia i banchi con le ruote. Quando i ragazzi fanno robotica, hanno detto nel comune, devono sedersi per terra, su quel banchetto non possono lavorare. Ogni banco è costato tra i 150 e i 300 euro e ora la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza hanno avviato un'indagine sull'acquisto di ben 430.000 banchi mobili a livello nazionale, perché vogliono vederci chiaro. In queste ore inoltre si è aggiunta anche l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che ha annunciato l'avvio di un'altra indagine per verificare se i banchi erano dotati di un certificato di idoneità alla salute fisica dei ragazzi, dato che il Ministero ha scavalcato in questa partita la Regione contattando direttamente le scuole.